Senti, ultimo, ma te mi hai fatto i popcorn senza lasciarne mai neanche uno scoppiato? Ah. Ma hai guardato bene sotto al piano cottura? No. Io sì. E allora muto, Mandelli, muto. Ad Honolulu, ultimo! Questo è forte. Questo è forte. È da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida e mi faceva svegliare. Oh! Ma che mi ha pigliato per maestro Miyagi? Sono 3 ore che sta a fare mettere la cera, toglie la cera. Ma che è in cofano della macchina, che sta pianoforte, oh! Scusa maestro, sai però quando sento la tua musica io veramente non controllo più i movimenti del mio corpo, tu mi mandi in bambola. Manda in bambola, ma che mi sta a dire che sono un bambolotto? Oh? No, ma va! Paro ciccio bello, oh! No. Ma stai a criticare, oh! No. Ma sempre tutto a criticare ultimo, oh! Ma chi sei te per criticare ultimo? Ma te hai mai vinto Sanremo Giovani? No. Ma te hai mai riempito Stadio Olimpico? No. Ma te sei mai soffiato il naso senza dopo guardare nel fazzoletto? Io sì. Hai capito, Mandelli? Io sì. Mi frega sempre! E allora muto, Mandelli, muto. Va bene, parliamo di musica. Una canzone fatta di parole, no? Quindi il flusso creativo poi come parte? Beh, diciamo che inizialmente mi metto al pianoforte e Sì. cerco di partire da un motivo molto semplice. Tipo? Erate da macchina, abbonamento in palestra, non so, mi ispiro al quotidiano, no? Le cose che ti porti addosso. Certo, come i tuoi tatuaggi, tu ne hai diversi, no? Che rapporto hai con i tuoi tatuaggi? Beh, pensa che per me la mia pelle è come un libro. Ma dai. Fa conto che il mio dermatologo è Fabio Volo. E ogni tatuaggio che ho rappresenta una cosa importante della mia vita. Certo, bello, ti seguo. Per esempio, qua sotto ci ho tatuato il codice a barre da Fidelity Card, no? Che è comodo quando stai alla cassa, ti appoggi. Certo, al posto di fare... Se sul ginocchio ci ho tatuato la password di Facebook che me la scordo sempre. Giusto, bello. Qua dietro al collo ci ho tatuato il rogito da casa a Torvaianica, che ancora devo finire. E poi qua che è un punto che mi prude sempre. Sì? Ho pensato, ci metto un gratta e vinci. Certo, bello, però non è che vinci. Giusto, perché... Però tanto non è che vinci niente, al massimo ti fai un'irritazione cutanea. Ma che mi sta a criticare? Oh? Ma che ne sai tu della pelle mia? Oh? Ma che ne sai tu delle irritazioni mie? Oh? Amandelli! Ma che mi sta sempre a criticare? No. Ma che sei te per criticarmi? Oh? Ma te hai mai vinto Sanremo Giovani? No. Ma te hai mai riempito Stadio Olimpico? No. Ma te sei mai messo il collirio senza dopo fare la faccia di Rocky Balboa? Proprio No. così. No. Io sì. E allora muto, Mandelli, muto.